della TR Azzurra Hockey Novara, Paolo Campanati. Allora Paolo, un inizio direi scoppiettante della formazione novarese, poi nel secondo tempo forse qualche difficoltà in più. Sì, l'abbiamo presa nel verso giusto la partita. Devo dire la verità, ho visto un Seregno un po' sottotono rispetto a quello che ricordavo, molto più lento, lo ricordavo su dei contropiedi molto più veloci. Ci siamo preparati un po' per questa evenienza cercando di non dargli gli spazi e andarli a prendere alti. Spero che magari il nostro modo di giocare gli abbia impedito di avere quel loro gioco che hanno di solito, abbastanza noioso e difficile. Sì, rispetto a quello che hai detto tu, è vero, siamo partiti bene, abbiamo sprecato poco, ci siamo messi subito dalla parte della ragione e abbiamo riaperto, tra virgolette, perché 7-4 non possiamo neanche parlare di una partita riaperta, una partita su stupidaggini, ma veramente, dimentichiamo un uomo dietro piuttosto che distanza che non deve essere quella fatta in aria, quindi andremo a rivederle, ma non per cambiare qualcosa, ma per far vedere che bisogna stare con la testa concentrata dal primo all'ultimo minuto, perché non si possono prendere i gol per delle stupidaggini che abbiamo presi oggi. L'importante era chiaramente vincere, portare a casa i 3 punti per mantenere la testa della classifica. Questo è successo e adesso chiaramente lo sprint finale. Sì, sono molto soddisfatto della prestazione perché bene, nel momento che riusciamo a fare una partita e non riuscire a far giocare l'altra squadra, stare sempre con il risultato da parte della ragione, vuol dire che l'abbiamo gestita bene e fatta bene. Bene, una partita per volta, questa l'abbiamo messa nel cassetto, adesso mettiamo la testa alle prossime. Grazie Paolo. Grazie a voi.